Oggi 21 marzo, giornata in cui si ricordano le vittime di mafia, all'Istituto Pirandello di Porto Empedocle con una bella rappresentazione teatrale. Presidente. Sì, una rappresentazione teatrale che vedrà in scena tutti le varie componenti dell'istituzione scolastica. Io in qualità di dirigente, molti docenti, genitori, componenti del consiglio d'istituto, il direttore amministrativo, oltre agli attori veri della compagnia teatrale Arcobaleno. Ci piaceva l'idea di far vivere ai nostri ragazzi il ricordo di alcune vittime innocenti della mafia, quindi lo abbiamo fatto mettendo un po' le nostre facce in scena, interpretando questi ruoli, cercando di partecipare nel nostro piccolo alle tante manifestazioni che oggi, come sappiamo, affollano tante piazze italiane. Ecco, è un momento importante, abbiamo visto anche una partecipazione massiccia dei genitori, degli alunni. C'è stata una grande partecipazione da parte anche delle famiglie che sono sempre vicine alla scuola, che manifestano sempre il loro apprezzamento, tant'è che c'è veramente un pubblico abbastanza nutrito. Abbiamo trasformato per una sera l'atrio di questa scuola in un teatro, ma ripeto, in maniera ancora più ambiziosa intendiamo trasformarlo in una delle tante piazze che oggi ricordano le vittime innocenti della mafia. Quando ci chiamano noi siamo qua, noi siamo sempre presenti, le anime sono sempre presenti e grazie al supporto delle agende rosse e al supporto della dirigente scolastico proprio dell'Istituto Pirandello ci hanno chiamato per poter fare questa rappresentazione e abbiamo coinvolto un bel po' di persone, abbiamo coinvolto gli attori della compagnia teatrale Arcobaleno, abbiamo coinvolto dei genitori proprio dell'istituto, abbiamo coinvolto la dirigente stessa e il dirigente amministrativo e anche a tantissimi altri professori. È un'esperienza unica che ci ha portato dentro tantissimo in questi mesi di lunghe prove che però abbiamo assistito e veramente siamo contenti del risultato che stasera vedrete. È una cosa molto significativa che si faccia proprio in una scuola e uno spettacolo teatrale, perché il teatro è vita, è arte, è cultura e quindi è vita contro la morte, proprio. Questo è un contrasto che veramente dà l'idea di quello che è anche la giornata di oggi. Noi dobbiamo continuare a ricordare e ad onorare le vittime di tutte le mafie, di tutte le violenze. E voglio ricordare un'espressione che proprio oggi il Presidente della Repubblica, che è stato in visita a Casal di Principe proprio a visitare la tomba di Don Beppe Viana, e ha detto una cosa bellissima, ha detto i mafiosi, i camorristi, la criminalità organizzata in genere ha più paura della scuola che dei magistrati e delle forze dell'ordine. Non è la prima volta che usa questa espressione, ma credo che sia veramente molto significativo. Ecco, qui siamo in una scuola e solo con la cultura, con la conoscenza, ma in questo caso anche con l'arte, possiamo non solo onorare chi ha perso veramente la vita per non essersi piegato alle logiche del malaffare, ma anche dare speranza alla nostra società, perché qui si stanno coltivando i fiori che speriamo sbocceranno e saranno un giardino fiorito per il domani. Sì, rispetto agli spettacoli che normalmente portiamo in giro, abbiamo coinvolto stavolta in un progetto mega galattico genitori degli alunni, professori, la preside, il segretario, un po' tutti, insomma, che assieme ad alcuni nostri attori, mentre altri hanno ceduto le loro parti per l'occasione, abbiamo messo su questo spettacolo nel giorno della legalità. Io mi sono occupato della regia e sono anche autore delle musiche assieme a Gigi Finistrella, che saluto. Abbiamo come orchestra i 3 professori della scuola, e insomma uno spettacolo bellissimo che potrete gustare in qualche modo, se avete avuto la fortuna di trovare i biglietti, perché sono andati a ruba nonostante le tantissime richieste, quindi non è improbabile, è una possibile replica.